Adesso è la volta del dottor Alessandro Fumino. In oltre 20 anni ha prodotto numerose pubblicazioni che illustrano l'arte, l'etnologia, l'etnostoria, le tradizioni, l'archeologia e la linguistica del territorio messinese. Ha all'attivo varie esperienze come esperto scientifico per associazioni, siti culturali, quotidiani e riviste. Ha inoltre collaborato con varie iniziative culturali anche con Gian Antonio Stella, Pino Aprile e Franz Ricobono. Ci mancava solo questo. Grazie per essere qui. L'argomento di riferimento è Ganzirri, ovviamente non parlerò di cozze, che riguarda l'area archeologica di Ganzirri, ma soprattutto il parco collinare attorno ai pantani messinesi, perché nel tempo quelle zone sono state interessate da individuazione archeologica sia da parte dell'amico Franz Ricobono con altri studiosi negli anni '80 per quanto riguarda il sito neolitico di Piano Ponte, in una parte collinare che sovrasta i laghi, sia nell'87 con l'individuazione di un altro sito archeologico che riguarda un villaggio del periodo del bronzo che è incastonato in una sella che unisce il Monte Ciccia e il Monte di Dora. Sono delle colline piuttosto elevate. Il Monte Ciccia è stata individuata l'acropoli, nel Monte di Dora è stata individuata una necropoli a doppia illuminazione e incenerimento. Nella sella è stato individuato il villaggio e quindi la frequentazione. Quel villaggio potrebbe coincidere una selezione che fa Plinio e altri autori e quindi inserisce un discorso particolare per quanto riguarda la giacenza del Tempio di Nettuno, dell'altare a una divinità che Solino identifica a Demon, chissà se non darà l'input addirittura a tutto il vallo, mi sembra un po' azzardata come segnalazione. Io nel frattempo, nel 2006, nella assoluta sorpresa, mi sono accorto che all'interno del Museo di Messina vi sono due prismi identificati come obelisco egizi che sono stati trovati nel 1902 in un intercapitine del comparto absidale della cattedrale di Messina. Sono stati asportati e quindi collocati nel museo civico. Io nel 2006 mi sono soltanto andato a osservare queste pietre, quindi a studiare quello che mostravano e ho cominciato a fare una ricerca archeologica documentale soprattutto per identificarle, quantomeno capire come sono andate a finire nella cattedrale. Ci sono voluti diversi anni, è stato necessario sondare molti archivi, finché con un po' di fortuna, recuperando anche del materiale che riguarda l'arcivescovo Goffredo, stiamo parlando del periodo normanno della cattedrale di Messina, dare le prime segnalazioni che indirizzavano il riuso di materiale che era servito addirittura per la costruzione della cattedrale di Santa Maria Nova. Non mi tergiverso in tutta una serie di agganci storici, documentali, d'archivio. L'importante è capire che grazie a un maremoto legato a una scossa sismica fortissima nell'anno 1168 che viene davanti alle coste di Catania, un'onda tsunami, potremmo dire oggi, di alta 6 metri percorre tutto il litoraneo dello Ionio da sud a nord e colpisce, è quello che interessa a me per descrivere, colpisce la parte del promontorio Faro, lo devasta, entra profondamente nella parte dunosa, nella bassura di quella pianura e incide a tal punto il territorio che ancora oggi noi abbiamo una parte, per esempio del lago di Faro, che subisce gli effetti di questa erosione che gli storici del tempo, gli osservatori, segnalano in 20 palmi siciliani 5 metri. Sto parlando della bassura, del basso fondale del pantano di Faro, il più piccolo per intenderci. Quindi a questa situazione su una parte di basso fondale di 4-5 metri di dislivello e poi un salto abissale di oltre 30 metri.
Perché è importante questo documento? Perché nel 1992, grazie a un altro volontario culturale, sto parlando di Giuseppe Buceti, che formerà un libro, Gialò, lui identifica, era un sub, identifica fuori dal seno, dalla cala di Sant'Agata a Ganzirri, del villaggio Sant'Agata, a una profondità di 4 metri, 12 pilastrini in granito, che erano simili per costituzione rispetto a queste pietre che sono conservate nel Museo di Messina. E poi saranno segnalate anche delle situazioni che riguardano la composizione geologica, sembrerebbero della stessa natura. Queste pietre vengono segnalate indirettamente da Erodoto, vengono in qualche modo interpretate da altri autori, tra cui Solino ed altri, e anche nel passaggio successivo, come per individuazione di rito, vengono segnalati da Sallustio Apollinare, da Sidonio Apollinare e da altri, diciamo, cantori dell'epoca. La cosa particolare qual è? Studiando quelle pietre vado a individuare uno dei segni che la brillantissima professoressa Giuseppa Casparo Sfameni aveva studiato a sua volta e aveva soltanto catalogato come opere orientali. Sto parlando di 2 prismi alti poco più di 3 metri e guarda caso coincidono anche ai 3 cupidi egizi, 3,09 centimetri, che abbiamo misurato, abbiamo potuto verificare, che permettono di osservare un sistema culturale ricercato. Grazie al lavoro della professoressa Casparo Sfameni, riesce a ricostituire dei documenti che aveva individuato lei la posizionatura delle pietre all'interno della cattedrale, perché le notizie che hanno interessato il Ministero della Pubblica Istruzione dell'epoca, 1903, con l'intervento di vari personaggi deputati dell'epoca e l'allora direttore del Museo Civico, il professor Miraglia, che ha avuto la fortuna di osservare quei resti e di segnalare altro materiale che è stato individuato dentro la cattedrale di Messina. Questo materiale, lui lo dice, per materiale di rito, per indirizzo come anticaglie egizi. La particolarità di questi ritrovamenti è legata al fatto che nel periodo normanno, per quanto riguarda la fruizione di elementi sia templari sia di oggetti tra virgolette esotici, non era così intensa come accadrà dal 600 in avanti, quindi andando a recuperare porzioni, scavando quei tombalori in Egitto, a Cairo, nelle varie regioni dove incidono i resti templari famosissimi di Saqqara, di Karnak, eccetera. Quindi il fatto che esistano questi reperti e individuati anche da altri autori come il Samperi, il Gallo, che a loro volta nel 600 e nel 700 segnalavano dei lavori, ricognizioni di autori del periodo svevo, del periodo aragonese, e tutti continuavano a dire che il materiale che era stato concentrato alla cattedrale di Messina e che noi oggi in parte abbiamo la possibilità di usufruire al Museo di Messina, venivano dall'area dei pantani. Io mi sono imbattuto a fare una ricerca profonda su certi tipi di archivi ed è venuto fuori che grazie all'osservazione di alcuni architetti catanesi nella fine dell'Ottocento individuano degli elementi egizi e ne fanno una descrizione. Anche il Denon, dice Denon, avrà modo di osservarli e studiarli nel residuo templare dell'antica cattedrale, quindi antecedente a quella di Santa Maria Alemanna, di San Nicolò, e il cui portale principale e alcuni ambienti erano incastonati nel palazzo arcivescovile di Messina prima del terremoto del 1908. Anche quelle vengono descritte e vengono individuate, in qualche modo indirizzate, come elementi molto simili a quelli che si osservavano all'epoca nel tempio di Edfu a Latopoli, in Egitto, comunque un tempio di epoca tolemaica. Stiamo parlando di colonne palmiformi e per quello che risulta a diversi autori e anche a me, nel periodo romano c'era la moda di recuperare questi culti egizi, ma mai ci sono dei fondi dove sono stati individuati questo tipo di colonne con questo tipo di indirizzo, perché erano legate al culto del dio Atun-Ra, quindi una sorta di Poseidone Nettuno egizio,
Che cosa accade? Cioè come si possono rapportare e collocare queste pietre? Perché nel frattempo ci sono altre segnalazioni. Sotto la chiesa di Santa Maria le Manne nel 600 si individua un tempio a caratura egizia. Al faro si trovano altri elementi di rocce seimitiche studiate dal Seguenza, e poi ci sono altre segnalazioni fatte nella provincia di Messina, finché io mi imbatto in il resoconto di un scavo archeologico sconosciuto a tutti, e ho verificato anche il professor Ricobono, del 1884, quando si decide di costruire il palazzo per l'Accademia Militare dell'epoca nel largo di Terranova, che in quel momento, anche di epoca borbonica, era un recinto che serviva anche per addestramento e anche per posizionare i cannoni artiglieri e controllare il transito interno della città. Quando si va a scavare lì si trova a una profondità di 4 metri, e oltretutto il lavoro è stato studiato dall'Accademia dei Lincei, quindi stiamo parlando di gente seria, quindi, che conferma anche il Nenci successivamente prenderà e recupererà questo materiale e lo osserverà con una bella proiezione, perché a 4 metri di profondità loro trovano un deposito, una necropoli di epoca greco-romana, e fin qui nulla di eccezionale. Poi però, sempre da quello studio, salta fuori che sotto il livello greco-romano vi è un ulteriore deposito molto più antico. Il deposito darà degli elementi archeologici che sono stati dispersi. Uno però di questi elementi io lo trovo, andando a studiare, quindi con un bel po' di fortuna, un reperto che proviene da quello scavo, conservato nelle sale del Museo Archeologico di Padova, ed è un bronzetto raffigurante Osiride di circa 11 cm, 10,8 cm, del Medio Regno, così come è stato studiato. Quel ritrovamento a un livello inferiore rispetto al periodo greco-romano fa saltare tutto, fa saltare tutti le vari ritrovamenti archeologici in rapporto a tutti gli scavi occasionali che sono stati fatti dalla fine dell'Ottocento a oggi, perché ogni volta che veniva fuori un elemento con culto templare egiziano veniva catalogato o come importazione fenicia o, nella migliore delle ipotesi, come importazione di rito tolemaico. Il fatto che quell'elemento sia stato trovato lì dimostra che a Messina c'era qualcosa di diverso rispetto a come ci è stato raccontato. C'è un passaggio che viene comunque raccontato e viene confermato indirettamente da scavi collaterali, che riguarda la presenza di un ressiculo durante il periodo in cui Anassila governava Reggio. Il ressiculo si chiamava Oneicino Scite, e soprattutto questo ressiculo era, da quanto le cognizioni confermano, un corpo estraneo, perché governava una città popolata da siculi ma con una forte presenza sicana. Alcuni riti legati a questo personaggio, quindi tutta una fase templare che è stata studiata al tempo del Curzio, da altri, d'autore del 600, dal Bergere, dal Cluverio, segnalavano che la figura di questo personaggio è determinante, perché alcuni studiosi inglesi, francesi, di altre facoltà universitarie nei secoli, cioè nell'ultimo secolo, identificano una sorta di collegamento fra questo personaggio e gli Assiri, i persiani. Noi sappiamo che nel Debello Sexico la figura di Amilcare, generale cartaginese alleato di Serse I, porterà quella realtà proprio nel regno controllato da Scite. Quindi stiamo parlando, per intenderci, da una fascia costiera che va oltre la Chessos di Milazzo fino a Messina. Non c'entra nulla, non possiamo dimostrarlo, sono comunque studi e osservazioni che sono recentissime in rapporto a queste pietre. Ma per arrivare a capire perché è importante quel passaggio, si inserisce un altro ritrovamento archeologico non fatto in Sicilia ma fatto in Siria. Dice, ma cosa c'entra questo? C'entra perché in Siria viene scoperto nel 1979 una statua molto particolare, che è stata molto studiata, in cui ci sono raffigurazioni di scrittura
cuneiforme e scrittura aramaica. Da quella traduzione si viene a sapere che una popolazione, nel periodo in cui regnava il discendente dell'imperatore assiro Nina, e stiamo parlando di Adad Nirari II, IX secolo a.C., costituisce un tempio che adotta questa statua, quindi la commissione, del dio Adad. Questo dio Adad è molto importante perché viene venerato e celebrato nella città di Sicani. E dai vari scavi che sono stati condotti in quella realtà, gli archeologi che sono intervenuti in quella realtà continuano a rilanciare, utilizzando anche le fonti classiche, che probabilmente da quella realtà si è costituita in Sicilia la civiltà dei Sicani. E questo è molto importante. È molto importante perché nella tradizione di Messina gli scrittori del Cinquecento, il Mauro Liga in testa, recuperano una discendenza reale che è collegata a Nino. Ma loro stessi dicevano: noi non riusciamo a capire come questa tradizione risulti in alcuni scritti del 300 e del 400 e che nel 300 e del 400 la rilanciavano a epoche più antiche, e nel 300 e nel 400 erano degli elementi archeologici che abbiamo perduto, che li portavano da quella direzione. Ora, grazie alla visitazione dei naturalisti che hanno visitato il territorio dei laghi, sono stati individuati non solo i famosi frammenti di colonne che alcuni dicono legate al Tempio di Nettuno, altri dicono per esempio la frequentazione di una città come il Malaterra, per esempio, fa intendere che quando il re Ruggero passa sulla penisola del Faro trova un luogo che chiama Tegolarum e che è la produzione di laterizi in quel tempo, stiamo parlando del XI secolo d.C. Quindi c'è una frequentazione, c'è una presenza ben marcata, ci sono questi resti templari che sono di epoca antica. Ma la cosa particolare qual è? È che le fonti normanne, sveve, aragonesi e successive continuano a segnalare che dall'area dei pantani fuoriescono sempre residui templari che vengono riconvertiti e utilizzati per la chiesa di Santa Maria Canova, per altre chiese, per altre situazioni, e sono il frutto di osservazioni che segnalano un materiale che è astruso, completamente diverso rispetto al nostro territorio. Una cosa importante avviene quando viene restaurata la cripta dell'uomo, togliendo l'umido nel fossato e ricostituendo la fruizione della cripta. Cosa c'entra questo? Quando vanno a toccare quel fondo si accorgono che nel livello del 400 vi è un frammento. Riescono a tirar fuori questo frammento che è poco più di 1 metro per 60-70 centimetri, come lo ricordo io, ed è veramente particolare perché è una sezione di pavimento che, se non dico una fesseria, sembra molto simile agli arredi che sono stati scoperti dallo Smith nell'800 negli scavi di Persepoli e quindi del palazzo della Padanà, dove c'era la sala del trono di Serse I. In quel pavimento è un basalto nero in cui vengono a ritrovarsi dei rombi in marmo bianco, inciso a bulino, potremmo dire, sovrapposto dei sigilli, sono delle sfingi e dei grifoni molto particolari all'uso orientale che non hanno nulla a che vedere col territorio, né nel periodo greco, né nel periodo romano, né nei periodi successivi. È un'importazione, non c'è dubbio, ma se si incominciano a incastonare questi elementi si potrebbe arrivare a dire che qui c'era una presenza che si deve ancora individuare, ma che è comunque collegata a quelle pietre che sono conservate, ignorate, come molto spesso capita per questi elementi, e sono nel corridoio di entrata all'accesso del museo. Sono piazzati lì, la gente non si rende nemmeno conto che cosa rappresentino, sono state addirittura individuate, modificate come oggetti di invenzione di scalpellino medievale, solo che chi ha fatto questa osservazione non ha prodotto un solo documento per dimostrare che tipo di lavorazioni medievali venissero fatte in cattedrale. Niente, ha soltanto valutato che è così perché lo dice lui.
poi i segni non erano egizi, erano inventati dal Medioevo, poi però ritornavano e impressionavano e dicevano no, era di epoca meroitica, sono dei segni meroitici, senza rendersi conto che Meroe era una costola dell'Egitto dei faraoni e che lui stava discorrendo della 26esima dinastia governata dagli Etiopi, non lo sapeva purtroppo per lui, ed era l'insediamento della capitale Napata nel 704 a.C. La dinastia successiva, ecco perché è importante, è controllata dai persiani, dagli assiri. Nelle pietre di Messina, queste pietre di Messina, chi le osserva, perché è portato a dire che sono reperti templari di epoca medievale o, nella migliore delle ipotesi, tolemaica? Perché si accorge che la disposizione dei geroglifici e dei segni eradici sono distribuiti in una sorta di cornice e sistema di impostazione a obelisco che veniva utilizzato dagli assiri al tempo di Salmanassar III. Quindi noi troviamo in Assiria questi elementi che sono molto simili a questa colonna. Ma la cosa particolare qual è? Che poiché il registro di scrittura è inserito in una cornice e non viene profuso all'uso egiziano canonico, questo elemento secondo loro giustifica quella interpretazione che non sono frutto di un'area, diciamo, egizia, potremmo dire, ma sono di epoca persiana, perché tutti i reperti che sono stati scovati e collegati alla 27esima dinastia in Egitto e conservati nei musei londinesi, al Louvre, presentano lo stesso schema di scrittura incapsulato in questa sorta di cornice. Quindi noi abbiamo a Messina dei pezzi che dovrebbero essere studiati meglio. Io ho richiesto più volte nel tempo di fare una calcografia, perché questi pezzi sono stati interessati da urti, perché sono nell'entrata dove allestivano le varie mostre, quindi entrando dei pannelli per opere d'arte, giustamente non lo dice, però entrando e uscendo andavano a colpire questi oggetti che hanno subito dei danni. Io li ho studiati nel 2006 e dal 2006 a oggi hanno subito una serie di danni. Io vedevo la calcografia per avere la possibilità di utilizzare quello che rimane, e man mano che passa il tempo è sempre più esiguo, per poterlo poi studiare e sindacare in eventuali scave archeologiche che possono portare materiale templare simile, perché la memoria del passato continua a segnalare reperti di natura orientale con caratteristiche egizie che sono sicuramente collegate al rito tolemaico, ma quel reperto conservato a Padova dice tutt'altro, che qui c'era qualche cosa che noi ancora oggi non riusciamo a dimostrare. Grazie, non prendo